Assolutamente sì, il numero dei furti scoperti dall'Arma dei Carabinieri nell'ultimo anno è un numero assolutamente significativo, superiore alla media nazionale e dimostra che sì, c'è un'attività di contrasto anche nei confronti di questo fenomeno, sia nei furti nei esercizi commerciali che nei furti in abitazione in genere nei furti scoperti. Quindi sicuramente vale sempre la pena di denunciare perché l'apporto del cittadino è sempre un apporto qualificato, consente anche a noi di orientare meglio i servizi di prevenzione, di conoscere, anche a prescindere dal fatto che si possa aggiungere l'identificazione all'autore, conoscere i luoghi dove vengono commesse, le modalità e ci consente di orientare sempre meglio le nostre risorse, migliorando sia l'efficacia preventiva che quella repressiva. Importante anche il lavoro sul fronte violenza sulle donne, cosiddetti codici rossi. Assolutamente, l'abbiamo evidenziato prima, siamo fieri di aver avuto, insomma, di poter portare dei risultati operativi significativi con oltre il 36% di casi di violenza di genere per cui abbiamo proceduto che hanno portato all'emissione di misure cautelari da parte dell'autorità giudiziaria di Treviso e questo significa che ormai si è creata una mentalità, un'attenzione, una capacità professionale ovviamente sotto la direzione attenta sempre della Procura della Repubblica di Treviso, che comporta risposte immediate e qualificate.